Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze della pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Eccoci. Non partono, non parto. Intanto benvenuti a Radio Libertà. Che giorno è? Che giorno è? Il contenitore che raccoglie i convenevoli formulaici, che raccoglie le ricorrenze, le commemorazioni, i rilevamenti demoscopici e musica per voi, tanta musica per voi. Oggi, magari vi anticipo, te l'ho anche segnate, bisogna sentire un vecchio Simon, come si chiamava Simon? Come si chiama ancora vivo? Sono riuniti Simon e Garfunkel, che scrisse René e George Magritte, bellissimo brano, credo fosse 83-84, e il gentilieco di Magritte, che per lunghi anni il surrealista. Ma guarda, le cose, sì, sincronicità. Ho letto proprio stanotte che è entrato nel club dei 100 milioni il Magritte, perché è stato venduto per 120 milioni credo sia quel quadro dove si vede è di giorno, il cielo è diurno, ma c'è un'illuminazione, c'è un lampione come se fosse notturno. Surrealismo. Mi ricordo una mostra a Verona, magari questa è una radio politica, ma ne parleremo, ne faremo di politica da qui alle 15. Per me è un bel modo di cominciare la giornata pensando a Magritte. Poi vi faremo sentire una vecchia conoscenza, un caro amico. Non so se si trova, perché lì non ho fatto in tempo a cercare. Io te l'ho indicato, Charlie Cinelli. Non so se si troverà su YouTube, forse può darsi che sia nel rullo. Una volta c'era la vecchia Radio Padania, però, perché lui veniva proprio a suonare, quando eravamo ancora di là nella vecchia sede, veniva a suonare, è un rocker bresciano, molto molto bravo, sicuramente. E poi lì è una cantante che mi ha preso il cuore, la signora Björk Gudmundsdottir, in arte Björk. Lì ti ho indicato un po' di brani, li trovi tutti su YouTube. Allora, i convenevoli formulaici mi indicano, mi consigliano, mi impongono di rivolgere un abbraccio forte alla signora Clotilde, alla signora Carmela e alla signora Adriana Angela. Io lo dico, predica nel deserto, Vox clamantis in deserto, era? La signora Clotilde è una citazione metacinematografica. Datemi la soddisfazione di dirmi se l'avete riconosciuta. Datemi, non vi costa nulla, ormai è telefonato, un messaggio WhatsApp, quelli sono gratis. 0292947222. Questo è il numero di telefono, le linee sono aperte, spalancate, e voglio anche essere chiaro. Proprio con un ascoltatore qualche giorno fa mi scrive in mail, no, ma guarda che mi ha scritto altre cose. Ho telefonato, ho provato, ma le linee. E ha un po' insinuato che uno dica linee libere non siano. Non con me, signori, questo qui, perché se io non voglio aprire le linee non le apro e non vi dirò mai linee aperte. Se vi dico sono un paresier che le linee sono aperte. Succede però che o ci siano altre
telefonate in attesa, quindi chi chiama va per ultimo, va in coda, oppure, signori, non siamo qui solo per pettinare le bambole, facciamo trasmissione, i nostri tecnici hanno molte cose da fare, devono seguire la parte che va in TV, devono seguire la diretta, devono chiamare l'ospite, devono fare le prove, Skype o telefono. Quindi se magari chiamate mentre il tecnico sta lavorando per voi, cioè per la radio, magari in quel momento lì non riesce a rispondervi. Devo dire che ho visto che più delle volte, per esempio, Lorenzo il Magnifico risponde e dice adesso non posso, perché lui è gentile d'animo, ma comunque ecco, era per essere chiari. L'abbraccio forte forte. Donna Carmela, donna Adrianangela e donna Clotilde ci seguono, ma ci seguiscono pure dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Naturalmente ci sono tanti altri strumenti per seguirci, in primis la Radio DAB, poi il sito radiolibertà.net, poi ancora il profilo Facebook, e io lo dirò ogni giorno, questo è per tutte le donne e gli uomini di buona volontà. Io metto a vostra disposizione gratuitamente la presentazione delle interviste che svolgerò nel corso di Oltre la pagina. E lì proprio c'è una sintesi scritta molto bene, perché l'ho scritta io, ci mancherebbe, esaustiva ed esaudiente, e lì potete capire. È un po' lunga, ma si legge in un minuto, non è, ripeto, chi ha buona volontà non può, non può esimersi. Se poi uno non ha buona volontà, se uno non fa null'ora e non vuole fare un cazzo, beh, oh, amen, cosa volete che vi dica? Magari metteremo su il fannullone di De André per ricordargli. E dicevo, poi lì decidete se vi interessa o meno, se seguire in diretta, se andare sul sito Facebook e poi riprendere, se andare su YouTube quando siamo su YouTube, oppure se scaricare il podcast, come preferite. Dicevo anche i Twitch, il sito di Ultima Generazione è l'altro strumento per seguirci. Credo di non averne dimenticato alcuno. Dicevamo che siamo qui insieme a Lorenzo il Magnifico, saldamente sotto la di comando in regia tecnica, e siamo sospesi entrambi a, credo sia, provo a indovinare, 137,4, vediamo se 137,7, ho sbagliato di 3 metri, no, di 30 centimetri, 137,7 metri sopra il livello del mare, con temperature che ci parlano di l'ipotesi interna è 24 gradi centigradi sopra lo zero, quella esterna invece accertata è 8,9 sempre gradi centigradi sopra lo zero, 37% l'umidità, 1500 tondi la pressione in millibar. Credo che non ci sia altro. La scaletta, visto che questa è la versione XL di Che giorno è, abbiamo anche il tempo di ricordarvi la scaletta. Dunque, un tema piuttosto scabroso, preoccupante, anche se leggendo oggi dritto e rovescio su Italia Oggi, come faccio tutti i giorni, vi riporta Pierluigi Magnaschi in diretta, poi cioè direttamente anche Antonino Danna, dice dritto e rovescio che è un bluff quello di aver chiuso, aver cambiato il protocollo nucleare, quindi adesso Putin, partendo da casa propria ovviamente, può e si sente libero di bombardare con armi nucleari, con ordigni nucleari, anche chi non è dotato di armi nucleari. Non lo so, non è quello, non entro nel merito di questa vicenda, la parte politica, credo che indossare la maglia del partigiano non sia mai troppo intelligente. Lo facciamo nel calcio
ma non è che chi è come me tifoso nel calcio non sia sciocco, solo che nel calcio lo puoi fare con libertà e senza troppi danni. Se lo fai in scelte che sono quelle che poi dimostrano la tua attitudine, la tua intelligenza, le tue capacità, se fai il partigiano lì, peggio per te. Tra il cuore e il cervello è meglio dare priorità al cervello, poi il cuore pompa da solo, il cervello certe volte lo spegniamo. E in questo caso invece quello che mi preme di farvi conoscere è con chi abbiamo a che fare. Cioè, Putin ha un arsenale nucleare spaventoso, superiore a quello degli Stati Uniti ormai, perché nel 2011, se non sbaglio, proprio Putin cessò i patti con gli Stati Uniti, e c'è anche l'arma fine du mondo, fine di mondo, per dirla, con un film che a me non è piaciuto tanto, anche se è un capolavoro, Stranamore di Kubrick. C'è una prima telefonata, la parola chi ce l'ha? Pronto? Sì, pronto, buongiorno dal Veneto. Ti chiamo per la questione di Putin, dei missili e dei vari escamotage. Prego. Allora, rimanendo al di sopra della partigianeria dell'una o dell'altra parte, è ovvio, e questo ragionamento non lo sento fare da nessun giornalista, è ovvio che se io ricevo come regalo dei missili da una componente militare che è dislocata nell'Ucraina, ma che però è di origine extra, ovvero Gran Bretagna, Europa, Stati Uniti, è ovvio che chi riceve questo regalo di questi missili abbia il sacrosanto diritto, lo dico solo per amore di ragionamento, di spedire a sua volta un bel regalo di altri missili a quei paesi anche distanti, anche se non dotati di armamento nucleare. Cioè, è normale, no? Se io ho il vicino di casa che mi tira un uovo, io gli rispondo e gli mando un altro uovo. Hai capito il punto? Vabbè, no, a me quella roba lì non interessa. A me interessa che non si tratta di uova, ma di ordigni nucleari. Una dimostrazione, una simulazione di 3-4 anni fa al MIT, quello di Boston, dimostra che in 2 ore 58 morti, 58 milioni di morti. Quindi a me interessa quello. Poi il resto lo lascio, ripeto, qui si è capito, il signore sia un po' ha cercato di dissimulare, ma è chiaramente un putiniano e sosteneva le ragioni di Putin. Ma a me non interessa quello, lo lascio a voi. Io non entro, è un pantano, è un pantano. Lo so anch'io che c'è il Donbass, lo so anch'io che l'Europa nei confronti della Russia dopo Yeltsin, io ero uno di quelli che negli anni 90, uno di quelli che tutt'oggi considera la Russia Europa, altro che trattata come ha fatto l'Unione Europea, e quello non è essere tifosi, è semplicemente ma neanche cultura, percezione. Quando si è adolescenti, no? Ci sono le letture eccetera. Ai miei tempi c'erano i lettori di romanzi francesi, Camus, che cito spesso, ma non solo ovviamente, e i lettori di romanzi russi, da Tolstoi a Dostoevsky. Cioè era a pieno titolo la cultura russa, facente parte, nonostante ci fosse l'Unione Sovietica in quegli anni, faceva parte della nostra cultura, basta. Quindi non è lì, quindi io mi tengo distante. Voi siete liberi di esprimere viva Putin o anche viva Zelensky, anche se gli ascoltatori di questa radio, penso che se aprissi le linee, le linee sono aperte. Comunque, se facessi un sondaggio, il 90% sono con Putin, ma quelli sono fatti vostri. A me interessa la potenza nucleare di Putin, e quello è un tema che ci riguarda tutti, perché se dovesse succedere qualcosa siamo spacciati, siamo veramente messi male, perché tra le altre cose c'è quest'arma che il missile Bureves, che è un missile da crociera che può portare 3 testate da 10 kilotoni e che ha questa caratteristica. Poi avremo Mirko Molteni che ci spiega, lui è un saggista di storia militare e di storia aeronautica ed anche esperto,
Questo sistema, scusate, questo ordigno è gestito dal sistema Perimeter e è in grado questo sistema di garantire una lunghissima, di far volare per mesi, per lunghissimo tempo, non so, mesi non lo so, per lunghissimo tempo questo missile dotato di ordigni nucleari terrificanti che sono in grado di colpire quindi a distanza. Cioè questo missile aggira la contraerea, chiamiamola così, sorvola i continenti e poi dopo tot tempo colpisce. Si chiama la vendetta fredda, infatti. E questo significa che se anche poi l'Occidente avesse la meglio su Putin, c'è il rischio che lui faccia partire, prima di esalare il mortal sospiro, faccia partire questo missile e sono problemi. Ma poi ci sono proprio poi ve lo dico anche perché c'è un limite, c'è un quantitativo di missili atomici definiti strategici, e sono definiti strategici i missili che hanno un 1710 sono questi missili. E poi intanto c'è una telefonata, poi vi dico cosa significa missile strategico. Pronto? Pronto, ciao Pellegrini, sono Mauro. Ciao. Ciao. Volevo fare una riflessione sul tema del nucleare, stando lontano dai posizionamenti pro Russia, contro Russia o altro. Quello che volevo fare emergere è questo. Uno, la facilità con la quale al giorno d'oggi si parla dell'utilizzo delle armi nucleari. Io ho un po' di anni, io mi ricordo che quando ero più giovane c'era un film che era un po' un monito per tutti noi di quella generazione. The Day After. Bravissimo. E quello raggelava il sangue vedere non tanto quello che succedeva allo scoppio della bomba atomica, ma il post, cioè non tanto chi moriva subito, ma quelli che restavano. Quindi il timore era sempre quello, no? Che mondo avevamo poi dopo in mano quando il fattaccio era compiuto. E al giorno d'oggi invece mi pare che con leggerezza, sia da parte americana, vedi Biden, che anche lui citava il nucleare, e da parte russa, ma in generale tutti parlano con facilità di tirare il nucleare, violando questo tabù che era storico, no? Non so cosa ne pensi tu. E questo mi inquieta tantissimo, perché nel momento in cui tu violi un tabù, l'hai rotto. Sì, tu, Mauro, evidentemente è un boomer come il sottoscritto, si ricorda gli anni 70, primi anni 80, in cui se ti ci soffermavi avevi paura. Io ripeto, non entro nel merito perché le ragioni di Putin e le ragioni, se ci mettiamo a discutere, non ne veniamo più fuori. Putin ha le sue ragioni. Io sono sinceramente, personalmente, trovo che un leader come Zelensky dovrebbe cercare comunque una via d'uscita che eviti le sofferenze del proprio popolo. Questa è la mia visione, però appunto mi fermo lì. Quello che mi fa pensare è proprio esattamente quello che diceva Mauro, la facilità con cui adesso si parla del pericolo. Cioè, quando eravamo ragazzi, pericolo nucleare, e non dico che te la facevi addosso, però c'era la guerra fredda, diciamo, era comunque un rischio remoto, perché come diceva il grande premio Nobel per la fisica, non so chi vincerà la terza guerra mondiale, so con quali armi si combatterà la quarta, le clave, e quindi questo era un tema, ed è per questo che volevo appunto parlerò con Mirko Molteni di Libero, vi spiega appunto a cosa si potrebbe andare incontro in questa situazione. Eccolo qua, scusate, non lo trovavo perché non avevo memorizzato la cifra, perché fai fatica anche a immaginarla. Allora, un ordigno strategico, per definizione, è l'ordigno che va oltre un megatone. Un megatone significa 1 milione di tonnellate di esplosivo convenzionale. 1 milione di tonnellate di esplosivo convenzionale.
e quindi ce ne sono 1710 di questi missili. Vabbè, è chiaro che come tutti voi penso, avrei qualcosa da dire su Biden che va a inzigare, che va a tanto lui è vecchio, ieri ha fatto 83, 84 anni e non sarà più presidente. Ce l'ha con il mondo a parte che ogni tanto perde il controllo di se stesso, lo si sapeva già 4 anni fa, ma i democratici l'hanno eletto facendo credere che fosse super plus ultra. E deve essere incazzato col mondo perché lo hanno scavalcato, lo hanno umiliato. È stato uno spettacolo brutto veramente vedere il cinismo con cui questi nobili, generosi democratici che si preoccupano delle persone, della dignità dell'essere umano, l'hanno messo da parte come si fa con gli stracci sporchi, quelli con cui si è pulito il pavimento, poi li si butta via, non si perde neanche tempo a lavarli tante volte. Ecco, si è fatto la stessa cosa. Ho capito, però è comunque fino al 20 gennaio presidente degli Stati Uniti e quindi le sue iniziative impressionano. Poi andiamo invece molto meglio su un tema che ci è caro storicamente, quello dell'autonomia. Con il professor Fabio Angelini, che è ordinario di diritto amministrativo, parleremo dell'opportunità che si è venuta a creare dopo la sentenza della Consulta. La Corte di Cassazione ha bocciato 7 punti, ha lasciato però assolutamente intonso l'articolo 116.3, quello fondamentale per l'autonomia, e spiega in un articolo che è uscito nei giorni scorsi il professor Fabio Angelini, scritto insieme a Flavio Felice, che spesso è stato nostro ospite, che da questo punto, se si riuscisse a fare un passo indietro dalla contesa politica, si potrebbe inserire in una maniera compiuta e sempre più definitiva il principio della sussidiarietà, che è preposto a ogni forma di federalismo, autonomia, è il principio cardine che poi può permettere al sistema amministrativo autonomista. A me più che autonomia differenziata piaceva il termine autonomia, regionalismo asimmetrico, però questa è la mia preferenza. E quindi è un discorso interessante. Non so se la politica è molto aspra che si sta vivendo ormai da anni, a dire la verità, può permettere un discorso di questo genere, può permettere delle possibilità, ma intanto è giusto parlarne. E il tema della sussidiarietà non è certo nuovo da queste frequenze. Con Gianluca Cantalamessa, invece, in qui Parlamento, un bel argomento, perché si parla di artigianato di alta gamma. Pensate che l'artigianato di alta gamma ha un fatturato di 144 miliardi, 2 milioni di lavoratori, l'8% dell'occupazione, il 7,4% del PIL, esporta il 50% del proprio prodotto, che significa, stiamo parlando di artigianato di alta qualità, significa che nel mondo gira prodotti che si riconoscono per la loro bellezza. Questi prodotti hanno il Made in Italy, che in un'intervista dice Cantalamessa vale un po' di più del Made in Belgio, credo valga almeno il 10% del valore, solo se non ho capito male. E quindi è stato prima c'è stata una proposta di legge dello stesso Cantalamessa e adesso vediamo a che punto stanno i lavori. È interessante, molto, molto interessante. Fermiamoci prima di andare oltre. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
già detto. Te l'avevo già detto. Allora, abbiamo esaurito anche lo spazio della scaletta, quindi possiamo finalmente partire con il genetriaci commemorazioni ricorrenze del primo giorno di Frimaio, calendario repubblicano. Per tutti è un giovedì Zoibe, 21 di novembre, anno domini 2024, che dir si voglia. Certe volte, quando mi soffermo a pensarci, pensateci anche voi, gli alberi. Io non ci faccio caso, ma se mi fermo li vedo, non so perché li considero come creature viventi, lo sono poi di fatto. E io credo che l'albero abbia mh, un'importanza nella nostra simbologia, in per tanti aspetti. Secondo me, certe volte sono arrivato a pensare che un albero può tenerti in compagnia. Pensate un po', anche se non ho il pollice verde. Comunque, oggi è la festa dell'albero in Italia, quindi se vedete un albero, dategli una carezza. Ma questo è un po' esagerata. Io bisogna che mi ricordi, voglio dargli agli alberi. René Magritte, ve l'ho già detto, avete sentito Paul Simon, lo scienziato premio Nobel, non sono andato a vedere, mi sono ricordato che prima per amnesia si diventa vecchi, Einstein naturalmente, e poi andavo pazzo quando ero ragazzo, poi ho letto anche alcuni suoi scritti, eccetera. Sto parlando di François-Marie Arouet, era il nom de plume di Voltaire. Il lavoro, ha scritto Voltaire, tiene lontani 3 grandi mali. E se ci fate caso adesso c'è molta saggezza in questa frase. I 3 grandi mali sono la noia, il vizio e il bisogno. Visto sotto questa prospettiva, in effetti il lavoro diventa importante. La noia, il vizio e il bisogno. Adesso Voltaire, l'illuminismo, c'è comunque una revisione, una rilettura. Quando andavo a scuola io, l'illuminismo, il secolo dei lumi, più di così, meglio di così, era considerato un momento altissimo. Adesso invece storicamente ci sono, diciamo così, non è esatto, ho usato un termine non corretto, non è revisionismo, c'è una rilettura, una considerazione differente che arricchisce anche, secondo me, il dibattito. Dunque, ai. Ah, che bello, che bello. Il mio migliore amico si chiama Pino, bello, che è Giuseppe, che viene in mente una vecchia barzelletta, non mi ricordo più se la raccontava Luttazzi, o credo Umberto Simonetta, il papà di uno dei goblin di Profondo Rosso. C'era, insomma, in questa foresta l'albero, il pino e la margherita si sono fidanzati e quindi amoreggiano. Se non che arriva la primavera, arrivano altri fiori, arrivano altri colori, arrivano gli uccellini e la margherita, insomma, come dire, è un po' leggera di costumi e trascura il povero Pino, e quindi il Pino, poverino, insomma, si sente messo in disparte, ne soffre anche nel suo orgoglio, si presume maschio o maschile in questo caso, ma non è una barzelletta di genere, per carità. E alla fine passa l'estate, inizia ad arrivare l'autunno e la margherita torna dal suo Pino, perché si accorge che gli vuole ancora bene. Non sono bravo a raccontare barzellette, la faccio breve. Allora,
si avvicina, lo accarezza, Pino, ma dai, torniamo insieme, dai Pino, dai, su Pino, cerca di capire, siamo giovani, dai Pino. Lui la guarda: e non chiamarmi Pino, mi chiamo Giuseppe. Vabbè. Spero. Lorenzo non ride, quindi non l'ho saputa raccontare, so che mi era piaciuta all'epoca. Allora, qui vedo anche un bacio sull'ombelico alla signora Lisetta. Ehi, calmi, era spettacolare Clotilde. Ehi, qui si surriscalda, diventa hot l'ambiente. Allora, andiamo avanti. Grazie Stefano per le belle parole. E poi andiamo avanti con i genetriaci. Ecco, raccontavo le gesta a Lorenzo, che è un appassionato come me di calcio. Lui ha avuto la fortuna di giocare a calcio, cioè non è una fortuna, ha avuto la bravura per giocare a calcio, io non ce l'avevo. Campionato amatore, scarsissimo. Ezio Vendrame era considerato alla fine degli anni 60 o primi anni 70, no, fine anni 60, uno dei migliori under 23 d'Europa. Lui era di Casassa della Delizia, paese di Pasolini, e giocò col Napoli, poi con la Nerossi Vicenza. Era fuori di testa, raccontavano, si narravano le gesta anche dalle mie parti. Lui andava a spasso veramente andava a spasso con la gallina al guinzaglio. Poi si è messo anche a scrivere. C'è una poesia che so a memoria, ma non posso perché è un po' potrebbe suonare volgare, quindi non si può. In realtà non lo è, ma diciamo che ci sono tante situazioni, tanti aneddoti, come quando dopo aver dribblato tutta la squadra avversaria, arriva sulla linea di porta, pallone tra i piedi, si mette in piedi sul pallone, sale sul pallone e si mette sull'attenti. Insomma, pare che in uno di questi casi uno spettatore sugli spalti sia morto di crepacuore, e lui disse: ma se uno è malato di cuore non può venire a vedermi giocare. Mi ricordo anche che poi è diventato allenatore, allenava i ragazzi, e non ricordo più se al termine della carriera di calciatore, credo al termine della carriera di calciatore, lui firmò un contratto anche piuttosto ricco con il Pordenone Calcio, che credo all'epoca militasse in C2 o in D o in C2, e quindi comunque un fuoriclasse, quindi era un bel colpo. Se non che vanno in ritiro e il giorno dopo non lo trovano più, era sparito. Questo raccontarono i giornali, poi non so gli ulteriori sviluppi. Era andato con l'amorosa che aveva all'epoca, brasiliana, era andato in Brasile con l'amorosa brasiliana che aveva all'epoca. Altri tempi. È stato comunque, penso, è scomparso nel 2020, 4 anni fa, credo se ne sia andato comunque in pace, perché sicuramente gli è arrivato il grande affetto che tutto il pubblico, i pordenonesi in primis, ma un po' tutta Italia, no? Tutti quelli che lo hanno visto, quelli che lo hanno sentito nominare a posteriori, tutti lo hanno amato, anche perché era un personaggio, rilasciava anche poi spesso interviste, era un personaggio immediato, spontaneo, brillante anche, ed è stato molto amato. Perché lo dico? Perché lui ha avuto un'infanzia molto complicata, perché la trascorse in orfanotrofio, perché i suoi genitori lo abbandonarono, e di questo lui sicuramente soffrì molto, e questo bisogno d'affetto sicuramente lo ha ritrovato nell'opinione di tutti noi. Harold Ramis, sceneggiatore di Animal House, attore, sceneggiatore e regista, è lo sceneggiatore a fare il 90% del lavoro di un regista, ha detto Claude Moliterni, che è stato tra i fondatori del Salone Internazionale del Fumetto in Italia. Lui è però francese, anche se Moliterni è chiaramente un cognome di origine italica. Abbiamo
all'epoca si vociferava che fosse addirittura discendente del pirata Jean Lafitte. Era un pirata perché era un fegatoso, è ancora vivo nonostante il modo in cui correva. Jacques Lafitte, quando c'era la Formula 1, era un pazzo, ma non era un pazzo scatenato, non era pazzo, era scatenato sì, perché comunque è ancora vivo, quindi non ha mai preso rischi superiori a quelli necessari, però se ne prendeva di rischi, mamma mia, se ne prendeva. Lo spettacolo vederlo correre. Beh, quelli c'erano gli anni di James Hunt, quello che per me è un santo, Villeneuve, Gilles Villeneuve. Abbiamo poi Goldie Hawn, attrice, deliziosa attrice in Soldato Giulio agli ordini, prese l'Oscar per la sua interpretazione in Fiore di Cactus. Per entrambi questi film ha avuto una nomination. Per Fiore di Cactus con Walter Matthau, se non ricordo male, l'ho anche vinto. Poi abbiamo Ines Sastre, modella e attrice spagnola di grande bellezza, molto 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 bella, molto elegante. Il mio mestiere è far sognare la gente. E dice: allora, prima di andare, perché adesso c'è anche il genetrico di Bjork, ma Bjork la mettiamo alle 13:30, alle 14, ce ne sono 3-4, ci sono 3-4 brani, la mettiamo dopo. Oggi, se siete appassionati di Bjork è il vostro momento. Non conosco nessuno che non ami Bjork, quindi diciamo che adesso però facciamo un po' un salto nel passato di questa emittente, quando ci chiamavamo Radio Padania, e una delle sue voci musicali era, hai trovato Cinelli, ecco, allora ascoltiamo, facciamo un po' un tuffo, un po' di revival.
tematiche scatologiche, sicuramente anche termini che non si userebbero in un salotto, ma questa era Radio Padania ed è un tributo al nostro passato che cogliamo con l'occasione di augurare il miglior genetriaco a Charlie Cinelli. Scusate. Tra l'altro sono arrivati dunque grande il bresciano Cinelli, trasmetterlo più spesso, dillo anche Sammy, grazie Maurizio, che scrive anche la storia del Pino e Margherita succedeva sempre sulla costa romagnola, fidanzamenti invernali. E poi ancora Luca da Brescia, mi fai tornare ai tempi del Genus, dove andava al massimo questa canzone di Charlie. Luca da Brescia. E quindi è un brano, ripeto, che ha scatenato le nostre epifanie della vecchia Radio Padania. Siamo tornati, siamo calati in anni ruggenti, in anni sicuramente diversi, chi lo sa, migliori o peggiori non si sa, però Charlie Cinelli fa parte della storia comunque di questa radio, perché questa radio comunque era Radio Padania, e non è che non lo sia stata, e le radici, il passato, sono parte costitutiva e costituente di quello che siamo, e se non sappiamo quello che siamo poi non ci rendiamo conto di dove stiamo andando. Quindi mi ha fatto piacere, e probabilmente, essendo bresciano, immagino che festeggerà col famoso spiedo Charlie Cinelli. Allora possiamo per il momento, no, non per il momento, i genetriaci sono chiusi, poi vi faremo sentire qualche brano di Bjork, decisamente generi differenti. Io amo tantissimo Bjork, ve lo dico senza remore, e amo anche questa rubrica fissa che si chiama Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciano, seguisca te alla Pellegrina, messo anche dalla sintassi. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, dal quale si possono svolgere diverse azioni in favore del vostro movimento politico preferito. Per esempio, potete firmare: difendere i confini non è un reato, hashtag io sto con Salvini, fai sentire la tua voce. Firma anche tu. Stiamo parlando ovviamente del processo Open Arms, e sempre su questo sito potete anche leggere l'Instant Book, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini. Poi il calendario, l'imprescindibile calendario delle feste della Lega, quindi un momento assolutamente ludico, necessario e anche gastronomico. Si mangia anche alle feste della Lega, si beve anche alle feste della Lega, si chiacchiera alle feste della Lega, cioè sono feste complete. E la possibilità di iscriversi alla Lega è molto facile, molto semplice, si versano 10 euro, lo si può fare, pensate, anche tramite PayPal, PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi i dati che vi vengono fornite, i dati che vi vengono richiesti a partire dal codice fiscale, e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale. Ma se di mezzo ci sono le poste italiane, io per esperienza personale ma anche condivisa raccomando gesti ampli, profondi, calorosi, sinuosi, insinuanti, apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti e anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Il momento di autodeterminazione civica.
mi piace definirlo così, il 2 per 1000, i soldi sono nostri, ma lo Stato se li tiene lui, noi però, situazione di compromesso, abbiamo la possibilità di indicare allo Stato dove spendere i nostri soldi. Questo naturalmente è un redazionale della Lega e noi con molto piacere e lietezza del cuore vi indichiamo il 2 per 1000 per la Lega, che è il D43. È una scelta libera che non ti costa nulla, è una scelta libera a difesa dell'Italia in Europa, il tuo sostegno vale il 2 per 1000. Nella 2 per 1000, nella tua dichiarazione dei redditi, scrivi D43. D di Domodossola, 4 come le stagioni, 3 il numero perfetto. E poi abbiamo le uscite degli eroi della Lega, i politici, radio-televisive. Abbiamo tra un poco vi so dire, sono tutti già trascorsi. Oggi pomeriggio alle 16:48 Rossano Sasso a Rai Radio 1, 16:48. Domani in ora presta Antelucana, per chi vi parla, Anna Cisint, l'ex sindaco di Monfalcone, europarlamentare, dove su 7 Gold in TV, quindi alle 8:30, 7 Gold, non è 9:30, 8:30, ho letto male io, 8:30 domani, Anna Cisente. Sempre domani, ma domani sera alle 21, Cusano Italia TV insieme ad Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega. E poi entriamo nel weekend, nel fine settimana, con il presidente della Commissione Attività Produttive Montecitorio, Alberto Gusmeroli, su Rai 2. Questo è il cuore della notte, 6:30, 6:30 siamo, cioè, l'ora in cui le persone per bene vanno a dormire. Alle 6:30 ti fai l'ultima sigaretta, l'ultimo whisky e poi vai a nanna. Insomma, è così che si comportano le persone per bene. Caspita! Allora, Gusmeroli, sindaco anche ottimo sindaco della bellissima Arona. Chiudo, sono le 13:30, ricordo solo, voglio leggere un messaggio di Carlina e anche il genetiliaco di Rocco Hunt, rapper del Salernitano, in arte dal 2010 con un altro nome, che ha vinto Sanremo 2014 nella sezione Nuove Proposte con Un giorno buono. Non lo conosco, mi dispiace Carolina. Comunque, buon genetiliaco anch'esso, anche a lui. Stop, tra pochi minuti per parlare di nucleare con Mirko Molteni. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Allora, siete sempre di nuovo in diretta con Radio Libertà, è iniziato Oltre la pagina con il primo ospite. Fatemi leggere per due agenzie, le vedo sull'Ansa in chiaro. Crimini di guerra, mandato di arresto internazionale per Netanyahu e Gallant, lo ha deciso la Corte Penale Internazionale, almeno 80 persone, la maggior parte donne e bambini, sono rimaste uccise e più di 100 ferite in 2 raid aerei israeliani nel nord di Gaza. È una notizia riferita da Al Jazeera e dall'agenzia palestinese, agenzia di stampa Wafa. E poi Kiev, la Russia ha lanciato un missile intercontinentale. E Zelensky evidentemente segue questa trasmissione quando prima vi ho detto io non entro nel merito, mi guardo bene da entrare, perché è un pantano dove ognuno ha le sue ragioni e anche i suoi torti. No, questo braccio di ferro, questo scontro, conflitto Russia-Ucraina. Però ho osservato, no, Putin lo sapete non è il mio preferito, però ho osservato che da un leader come Zelensky non ho visto avrei voluto vedere una maggior propensione verso l'alternativa al conflitto, cioè accordi, pace, tregua, eccetera. Adesso sento via diplomatica per la Crimea, evidentemente mi ha sentito. Speriamo adesso, al di là della mia battuta, speriamo che sia un primo passo per arrivare alla conclusione, anche perché, come ci ha spiegato, come sa fare lui, perché è assolutamente un esperto, ha scritto anche diversi saggi di storia militare e aeronautica, lo leggiamo ogni giorno su Libero. Proprio oggi, guardate, il freddo baltico si surriscalda, NATO contro Cremlino, navi cinesi avrebbero tagliato i cavi delle telecomunicazioni, carri polacchi verso Kaliningrad, spie in arresto. Se andate su Libero, se acquistate Libero, non l'avete ancora fatto, potete leggere anche questo articolo. Lui naturalmente è Mirko Molteni, come sempre molto disponibile nei confronti di Radio Libertà. Benvenuto Mirko, grazie per essere qui con noi. Grazie a te di questo spazio e un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, adesso Mirko, io ho provato a fare un riassunto, però è un tema anche che presume una memoria, una conoscenza di cifre enorme, e tu hai riepilogato quello che è la potenza nucleare della Russia. Sono anche i 1710 missili strategici, e per strategici si intende un ordigno che vada oltre 1 megatone, cioè l'equivalente di 1 milione di tonnellate di esplosivo convenzionale. La Russia ne ha 1710 di queste bestie. E poi c'è anche l'arma fine du mondo, per citare Kubrick, come tu l'hai scritto nel tuo articolo. Quindi il quadro che hai fatto ieri è molto impressionante. Poi non lo so se questo vorrà dire che si arriverà addirittura al disastro, ovviamente speriamo di no. Però intanto ti do la parola per raccontare, per spiegare ai nostri ascoltatori tutta la potenza nucleare di cui dispone Putin. Prego. Sì, la Russia dal punto di vista della potenza nucleare sopravanza anche gli Stati Uniti per quanto riguarda il numero totale di testate e anche di vettori, soprattutto vettori strategici. E come sappiamo, come è stato ribadito anche negli ultimi giorni, Putin ha appena rinnovato, aggiornato il documento ufficiale della dottrina nucleare russa, così come simbolica risposta, per ora appunto simbolica,
al fatto che gli americani hanno dato il permesso agli ucraini di utilizzare contro obiettivi in territorio russo quei missili da circa 300 km di gittata, gli ATACMS, che gli americani hanno fornito agli ucraini già tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Però in sostanza gliene hanno forniti per ora solo poche decine, per cui questo via libera di Biden così ad attacchi con questi missili in territorio russo, dal punto di vista militare, per il momento non avrà grosse conseguenze, a meno che poi gli Stati Uniti non decidano di inviare nuovi di questi missili alle forze ucraine. Certamente la Russia comunque ne approfitta per ricordare una volta di più la sua potenza atomica, quindi la portata della sua capacità di reazione a un'aggressione sul suo territorio e appunto il fatto che comunque la Russia persegue nel suo conflitto in Ucraina finché non riterrà di avere raggiunto gli obiettivi prefissi, che per quanto riguarda appunto quello che i russi stessi hanno affermato è in sostanza completare l'occupazione di quelle due repubbliche, Donetsk e Lugansk, nella parte orientale dell'Ucraina, che sono fin dal 2014 ribelli contro il governo di Kiev, e che in sostanza le truppe russe nelle ultime settimane, diciamo, stanno man mano conquistando, sono avanzati di nuovo nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, occupando nuovi villaggi, avanzate lente, perché comunque gli ucraini si difendono con le unghie, però comunque di fatto su tutto il fronte orientale dell'Ucraina le truppe di Kiev ormai sono, per quanto tentino di mantenere ferma la linea del fronte, di sicuro non saranno più in grado di recuperare con la forza quanto i russi hanno conquistato finora. E in questa situazione in cui in sostanza l'Ucraina di fatto per il momento non sta ancora perdendo la guerra, però sicuramente non è in grado di vincerla, Zelensky così si ritrova imbaldanzito da questo via libera all'uso di missili occidentali, e che questo rischia appunto di allontanare una possibile mediazione e di soprattutto mettere i bastoni tra le ruote a Trump, che quando si insedierà a gennaio vorrebbe appunto portare avanti il proprio piano di dialogo tra Stati Uniti e Russia, costringendo poi Kiev di fatto a sedersi al tavolo. Ma gli avvenimenti degli ultimi giorni certamente complicano questo quadro. Sono un po' uno sgambetto che ha fatto Biden a Trump anche prima di fare le valigie della Casa Bianca. Scusami, Mirko, volevo chiederti questo. Un'ipotesi, diciamo, di tipo politico, diplomatico, anche diplomatico. Si può ipotizzare che in questo momento, proprio perché arriverà Trump e forse non sono così sicuro, ma è molto probabile che si siederanno, che dovranno sedersi a un tavolo di trattative, è possibile che Putin, che ha rotto la dottrina sul nucleare, e lo stesso Zelensky stiano cercando di andare a questo tavolo con, diciamo, con la miglior dotazione possibile, cioè per portare a casa avere una maggiore forza contrattuale ciascuno. Può esserci questo anche. Questo è più vero per i russi che per gli ucraini, per il semplice fatto che gli ucraini comunque non stanno conquistando terreno, ma anzi continuano a perderlo in realtà. Perché anche per quanto riguarda quella provincia russa in cui la regione di Kursk, in cui gli ucraini hanno mandato un corpo di spedizione fin da agosto, così per creare una diversione, anche in quel caso, se si guardano comunque tutti i rapporti e le notizie uscite nelle ultime settimane,
e le stesse mappe. Di fatto il territorio che le truppe ucraine avevano occupato in Russia, nella provincia di Kursk, intorno ad agosto-settembre, era il doppio di quanto è adesso, cioè i russi con una controffensiva appunto nel Kursk, aiutata poi nelle ultime settimane anche da questi 11.000 soldati nordcoreani che gli ha mandato l'amico, una volta si diceva l'amico Fritz, ma potremmo dire l'amico Kim, no? Il dittatore nordcoreano. Appunto praticamente è stato in gran parte riconquistato quel territorio che gli stessi ucraini avevano occupato nella regione di Kursk. Quindi di fatto in realtà il fatto di perseguire il maggior guadagno possibile sul terreno in vista proprio di negoziati mi sembra vero per i russi, ma niente affatto per gli ucraini. E allora torniamo sulla Russia, su questa potenza di fuoco enorme. C'è il sistema, non so la pronuncia, perimeter, che Sì, perimeter, sì. È il nome ufficiale dato a questo sistema che esatto, è un sistema in pratica che organizza una risposta nucleare automatica da parte delle forze strategiche russe, anche nel caso in cui per un attacco a sorpresa nemico il governo russo, il presidente e anche gli stati maggiori vengano così annientati fin dalle prime ore di un conflitto. In sostanza cosa prevede questo sistema? Che tra l'altro è un sistema simile a un sistema che hanno anche gli americani, che si chiama ERCS. In sostanza sul territorio della Russia ci sono dei sensori elettronici dislocati in varie regioni che sono in grado di rilevare, anche grazie ai satelliti, anche grazie a svariati sistemi, anche a sismografi, sono in grado di rilevare dei dati che indichino delle esplosioni nucleari che stanno avvenendo sul territorio russo. Quindi misurano per esempio tramite i sismografi la potenza delle esplosioni che si trasmette attraverso il terreno, oppure anche l'aumento della radioattività nell'atmosfera entro i confini entro i confini russi, eccetera. E in tal modo questi sistemi sono in grado di rilevare se stanno avvenendo delle esplosioni nucleari in Russia dovute ad un attacco a sorpresa nemico. I computer asserviti a questi sensori possono mandare un ordine di lancio ad alcuni missili che fanno da ripetitore radio, che praticamente partono da terra e arrivano ad alta quota nel cielo della Russia, e da questa alta quota questi missili a loro volta lanciano un segnale radio che copre tutte le basi di lancio dei missili nucleari russi, e questi a loro volta partono verso i loro obiettivi programmati, che sono soprattutto appunto le città americane, le basi strategiche americane, eccetera. È un sistema praticamente di rappresaglia automatica che i sovietici, perché questo sistema ha origine ancora al tempo dell'Unione Sovietica, i sovietici avevano probabilmente fatto entrare in servizio già intorno agli anni *80, e che negli ultimi anni, anche se non è stato ammesso dalle autorità del Cremlino, è stato probabilmente rimesso in auge comunque dopo il 2000-2005. Quindi comunque i russi attualmente avrebbero praticamente rimesso in sesto e aggiornato questo sistema per adattarlo ai nuovi scenari, ma in sostanza il principio è identico. E l'accenno a Kubrick è interessante perché comunque chi di voi abbia visto il film Il dottor Stranamore del 64 di Stanley Kubrick noterà che appunto in quella vicenda, che era anche ironica, diciamo così, del il bombardiere americano impazzito che volava verso l'Unione Sovietica, scatenando poi la terza guerra mondiale, in quel film già Kubrick adombrava un cosiddetto ordigno fine di mondo, no? Che praticamente avrebbe fatto partire automaticamente già allora i missili nucleari russi,
no? Portando la risposta all'attacco americano in territorio statunitense. Perché comunque Kubrick in parte è stato profetico, però già negli anni 60 comunque si ipotizzava un qualcosa del genere. Americani e sovietici avevano in mente un qualcosa del genere perché per evitare il rischio di un attacco a sorpresa, perché l'unico, diciamo, in sostanza, l'unico motivo per cui non è mai scoppiata una guerra nucleare finora è stato perché chiunque decida di attaccare deve mettere in conto la possibile risposta dell'altro, no? Quindi un effetto deterrente. È chiaro che un sistema automatico di risposta rende rischioso un attacco a sorpresa, perché tu sai che l'altro può lanciarti addosso i suoi missili anche in modo automatico, anche se tu bombardi la capitale fin dall'inizio e uccidi il presidente, ecco. Quindi anche se non c'è nessuno che dà gli ordini, i missili li possono far partire i computer, in sostanza. E finora, diciamo, quest'arma aveva uno scopo deterrente. Quanto è effettivo questo? Perché hai spiegato benissimo, quest'arma serve proprio per scongiurare il peggio, perché ognuno teme, perché anche la paura è un formidabile strumento di condizionamento. Continuerà a essere così? Diciamo, tra virgolette, non so se si possa usare questa frase, possiamo rimanere tranquilli, o c'è sempre il rischio dietro l'angolo che qualcuno si faccia sfuggire le cose di mano? Perché c'era anche un ascoltatore che mi aveva scritto prima, io sono un boomer, mi ricordo benissimo gli anni 70-80, i timori non erano del tutto infondati. Se tu andavi oltre, io vengo dal Friuli, se andavi a Nova Gorica, la racconto spesso questa qua, io ero rimasto sbalordito, perché da me c'era la base di Aviano con non so quante testate nucleari e nessuno, e ufficialmente il nucleare era rimosso, non c'erano simboli. Andavi oltre, andavi a Nova Gorica, mi ricordo, dovevo espletare una minzione, sono andato dietro un cespuglio e ho visto il segno del nucleare, era un rifugio antiatomico. Quindi la paura era reale, perché c'era la guerra fredda. Adesso credo che la paura che ho io personalmente è che a qualcuno sfuggano le cose di mano. Ecco, volevo scambiare con te, volevo esprimere un po' i timori che avevo io 40 e rotti anni fa, e quelli che cominciano che comincio ad avere oggi, quando segnalava un ascoltatore, ormai si parla senza tabù dell'ipotesi guerra nucleare. Anche Ursula von der Leyen, quando si è insediata, dobbiamo abituarci, o prima comunque aveva detto dobbiamo abituarci all'idea della guerra. Lei magari non intende quella atomica, però il però ce l'abbiamo, lo hai spiegato tu, i però che ci sono con tutto quello di cui è fornita la Russia. Cosa ne pensi, Mirko? Certo, i rischi di incidenti anche non voluti tra la Russia e la NATO ci sono, ce ne possono essere moltissime occasioni, soprattutto per quanto riguarda scontri aerei oppure navali. Prima hai ricordato tu il discorso del Baltico, appunto io ci ho fatto un articolo che è uscito oggi su Libero, perché anche il Baltico, nel Mar Baltico si intersecano anche rotte aeree e marittime delle aviazioni e marine sia della Russia che dei paesi NATO, che spesso entrano in contatto. E nel caso ad esempio dei sommergibili, ad esempio è facile immaginare un incidente magari non voluto, perché magari appunto i comandanti dei sommergibili hanno relativamente una maggiore autonomia decisionale rispetto ai comandi di terra. Quindi voglio dire, di occasioni ce ne sono innumerevoli. È vero che sull'esperienza della guerra fredda poi si sono costruiti anche dei canali di comunicazione diretti fra i militari delle due parti. Quindi è ben noto il telefono rosso che è stato istituito fin dagli anni 60 tra
tra la Casa Bianca e il Cremlino, no? Per far parlare direttamente al telefono i presidenti di Russia e Stati Uniti. Poi ci sono anche numerosi anche canali sia diplomatici sia di comunicazione militare fra entrambe le parti per eventualmente chiarire nel caso di incidenti fra aerei oppure nel caso di incidenti di frontiera. Chiaro che poi dipende sempre dalla volontà di una delle due parti, cioè se effettivamente una delle due parti ha interesse, però nel caso della guerra nucleare è ben difficile individuare un interesse razionale. Se una delle due parti ha interesse ad arrivare allo scontro perché magari pensa che diciamo con la logica del tanto peggio tanto meglio, questo è difficile effettivamente da stabilire. Quello che è certo è che la Russia, nel ricordare costantemente la sua forza nucleare, ormai è da più di 2 anni che lancia messaggi all'Occidente nel senso di non farsi mettere all'angolo. Perché se tu metti veramente all'angolo una potenza nucleare, no? Demonizzandola e poi facendola passare per criminale, però per quanto riguarda diciamo il mondo occidentale, ma poi la Russia a sua volta col discorso dei paesi BRICS, Cina, Brasile, Sudafrica, India, eccetera, col discorso della sua apertura poi ad altri partner commerciali in Africa e in Asia, la Russia stessa poi ha reagito diciamo acquisendo influenza per esempio nei paesi del Sahel e lanciando un contromessaggio all'Occidente come a dire guardate che voi Occidente siete un quinto del mondo, ma poi ci sono gli altri 4 quinti, no? Sia come territori sia come popolazione. E la Russia appunto negli ultimi tempi, come prova per esempio l'espulsione della Francia dai paesi del Sahel, negli ultimi tempi la Russia sembra abbia avuto diciamo successo nel sottrarre numerosi paesi extraeuropei all'influenza occidentale. Mm-hmm. Tanto in chiusura mi ricordo un pensiero, una frase di Putin, non so, emersa da qualche biografia, quando era ancora capo del KGB comunista sovietico, diceva che bisogna fare attenzione perché anche un topo, se messo con le spalle al muro, reagisce. Facendo riferimento a un episodio della sua giovinezza, viveva in un contesto non certo ricco dove c'erano diversi ratti, diversi topi, e racconta che un giorno cercando di cacciarne uno da una stanza, questo gli saltò addosso. E questo è una, come dire, è anche una frase che saggia la sua parte, e forse Biden non lo so se si sta muovendo non ho l'impressione. Ecco, chiedo a te, Biden, le mosse di Biden che significato hanno a tuo parere? Allora, anzitutto, più che le mosse di Biden in sé, correggerei magari lo staff di Biden, perché Biden sì. Allora, per l'età e per insomma lo abbiamo visto in vari filmati diciamo non troppo presenti, quindi direi diciamo le mosse dello staff di Biden senz'altro sono un po' come dire, una sorta di reazione dell'establishment democratico per la pesantissima sconfitta elettorale subita nelle elezioni presidenziali, quindi sicuramente si stanno in qualche modo vendicando per quanto possibile della vittoria di Trump, preparandogli un terreno minato che però per biechi calcoli di politica interna americana rischia di essere una iattura per tutto il mondo, come sappiamo. La cosa sicura è che comunque se Biden riuscirà veramente a mediare e ad arrivare a un accordo con la Russia, eviterà certamente numerosissimi guai a tutti noi, tenuto conto del fatto che comunque tutto quello che è successo negli ultimi 2 anni tra Russia e Ucraina è il risultato finale del fatto che comunque la NATO
si è allargata verso est a partire dai tempi di Clinton, perché il primo allargamento parte sotto Clinton nel 99, a partire dai tempi di Clinton, disattendendo le promesse che erano state fatte alla loro Unione Sovietica dagli Stati Uniti nel 90, quando in sostanza l'Unione Sovietica aveva dato il permesso alla riunificazione della Germania a patto che la NATO non avanzasse di un pollice verso est. Promessa che è stata mantenuta tra il 90 e il 99, ma poi è andato tutto a ramengo in sostanza. Certo. Mirko, devo chiudere. Allora, saluto e ringrazio Mirko Molteni di Libero e a risentirci a presto. Buona giornata. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Qui Parlamento. Qui Parlamento con Gianluca Cantalamessa che rappresenta la Lega
in Commissione Industria, Commercio e Turismo a Palazzo Madama, al Senato. Benvenuto, grazie per essere ai nostri microfoni, senatore. Grazie a te, un saluto ai radioascoltatori. Parliamo di un tema che ha molta attenzione da sempre nella Lega, l'artigianato di alta gamma, di alta qualità, perché allora ci sentiamo da anni, ci diamo del tu, allora senatore, tu ti sei occupato con una proposta di legge proprio di questo, cioè di sostenere l'artigianato di alta gamma anche alla luce di nuove normative europee. Ci sono delle chance in più, mi è perso di aver capito. E questo è molto importante perché, per esempio, c'è artigianato di altissimo livello che magari però non ha gli strumenti per farsi conoscere. E questo è anche un altro dei temi che tu stai cercando di sostenere. Come stanno le cose? Qual è il quadro complessivo, senatore? A te la parola. Allora, partiamo da un presupposto che a volte diamo per scontato noi italiani e facciamo male. Le due parole made in nel mondo hanno senso solo se la terza è Italy. Made in Belgium, made in Netherlands, made in Spain, made in France non hanno un valore aggiunto. Made in Italy, e lo dice KPMG, che è una società di consulenza internazionale, è tra i primi 10 brand al mondo. E quando parliamo di Made in Italy, per carità, pensiamo ai grandi marchi, ma gran parte di questi marchi non sono più italiani, sono in mano a delle multinazionali, spesso non pagano le tasse in Italia. Il vero Made in Italy è la miriade di artigiani d'alta gamma che in modo identitario realizzano dei prodotti apprezzati in tutto il mondo, e penso alle peperie di Murano, penso ai calzatorieri delle Marche, penso alle pelletterie della Toscana, la fattoria napoletana, che però gran parte di questi stentano ad arrivare alla fine del mese. Com'è possibile che uno tra i 10 marchi più famoso al mondo, che ha più valore al mondo, le aziende che lavorano, utilizzando e rappresentando questo simbolo, non navighino nell'oro? Perché? Perché nel nostro paese abbiamo fatto un errore. Noi abbiamo detto ai nostri figli: se non studi vai a lavorare. Noi avremmo dovuto dire il contrario: se studi vai a lavorare. Cioè noi abbiamo sporcato, abbiamo fatto perdere di importanza a quel lavoro fatto con le mani che 50 anni fa hanno fatto Giorgio Armani, Miuccia Prada, le sorelle Fendi, Guccio Gucci, Brunello Cucinelli. Questi nomi che sto facendo non è che sono nati industriali, 50 anni fa facevano i sarti. Se oggi noi non facciamo venire a 1000 ragazzi la voglia di fare i sarti, tra 50 anni sarà morta la moda italiana. E tanto allora scusa senatore, volevo così dare un mio contributo personale. Allora, voglio venire a casa tua in Campania, le cravatte Marinella di Silvio Berlusconi. Diciamo, le si conosce perché Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio, personaggio popolarissimo, le sfoggia. E io poi così sono venuto a sapere che erano tra le più erano un'eccellenza assoluta tra le cravatte, perché sono stati anni in cui avevo la passione delle cravatte. Però se non fosse stato per Berlusconi, no, vengo da te, cioè vedi come, cioè confermo, no, non sono io che dico te, vedi, sei tu che lo dici a noi. Vedete come un'eccellenza assoluta e diciamo è diventata nota per casualmente, ma se ci fossero gli strumenti, immaginiamoci. Da dove vengo io, tra l'altro, senatore, scoprì negli anni 90 dal Friuli c'era un laboratorio d'artigianato che faceva le losanghe per la Mercedes e un altro che faceva le lenti per la NASA, quindi è una realtà. Tu hai ricordato l'Alta Sartoria, le ceramiche di Capodimonte, i presepi, cioè è molto, la realtà artigianale è di altissima gamma, di alta gamma, è davvero diffusa ovunque in Italia, quindi hai detto bene, mi sembra valga il 10% del valore del prodotto il Made in Italy.
Sì, e considera per esempio, tu parlavi del Friuli, nel Friuli c'è in un comune producono coltelli di alta gamma da 300 anni e Sì, Maniago. i più grandi, bravissimo, cioè vuol dire, i più grandi chef giapponesi pretendono di usare i coltelli di Maniago per fare il sushi in ristoranti dove si paga a Tokyo 600-700 euro, 600-700 dollari americani a persona, e vogliono solo quei coltelli. Allora, perché quei coltelli di Magnago magari non possono essere venduti all'Emiro del Qatar, voglio dire in Cina, in Vietnam, a Kuala Lumpur? Pensiamo alle vetrerie di Murano, pensiamo ai presepi di Napoli. Allora, abbiamo, come si dice, classificato, abbiamo fatto innanzitutto un affare assegnato, quindi che è un'indagine conoscitiva in Senato su mia iniziativa, e abbiamo audito le più grandi associazioni di artigianato ad alta gamma, che è cosa diversa rispetto all'industria, perché tu citavi giustamente Maurizio Marinella. Ormai, grazie proprio a quel discorso, Marinella è diventato un'industria, ma esistono tante altre realtà che producono cravatte, alcune ce ne sono storiche in Liguria, c'è anche un'azienda calabrese, c'è un'azienda che fa ombrelli fatti a mano che costano dai 400 euro a salire e sono ricercatissimi, e loro hanno difficoltà a trovare persone. Quindi, diciamo, l'artigianato di alta gamma, abbiamo classificato i problemi in 4 categorie. Il primo, trovare il personale, perché noi abbiamo portato tutti i nostri figli a fare gli avvocati commercialisti e nessuno più vuole lavorare con le mani, quando questo paese è diventato la 7ª potenza mondiale per il lavoro fatto con le mani. E quindi io dico sempre una cosa: se mio figlio mi avesse detto 20 anni fa, 30 anni fa, papà voglio fare il cuoco, io mi sarei preoccupato. Poi c'è stato Masterchef, ci sono state fatte le altre trasmissioni, è stata data dignità e valore ad un mestiere, e oggi quel mestiere è figo, è cool. Noi dobbiamo fare lo stesso con l'artigianato d'alta gamma, noi dobbiamo portare i ragazzi veneti ad avere piacere non solo a fare il commercialista e l'avvocato, ma a dire c'è una tradizione che il mondo ci invidia, che sono le verrerie, andiamo, perché quello è il vero Made in Italy, cioè, ed è il modo più bello, e lo dico da leghista convinto, è anche una battaglia molto leghista perché è identitaria, perché in ogni parte d'Italia esistono delle tradizioni che possono fare PIL, che possono creare e generare ricchezza, e noi questo dobbiamo fare. Dicevo, il problema della formazione, la digitalizzazione e l'internazionalizzazione. La digitalizzazione è un problema, cioè il sarto napoletano magari non sa parlare neanche in italiano, non dico in inglese, perché? Ma fa un prodotto di altissima qualità, perché il marketing, si dice, è orientato al prodotto e non al mercato. Cioè, queste eccellenze artigianali sono così orientate al prodotto da non riuscire a vedere i mercati. Allora, su questo dare una mano, quindi creare delle misure ad hoc di finanziamento, perché queste misure, se diamo una mano a questi artigiani, aumentano gli occupati, pagano più tasse, e queste misure non diventano un costo a pioggia, una marchetta, come spesso ha fatto il centro-sinistra, data urbi e torbi, ma andiamo a premiare quelle eccellenze in maniera tale che poi si possa crescere e si possa fatturare di più, perché il mondo ha voglia di Made in Italy. Internazionalizzazione, abbiamo chiamato le 3 società dello Stato che si occupano di internazionalizzazione, SACE, Siemens e ICE, ma queste società spesso aiutano solo le società più grandi dello Stato, penso a Leonardo, penso a Eni, penso a Enel, e invece io sto cercando di far fare una misura, io come Lega chiaramente, stiamo cercando di far fare una misura ad hoc per portare gli artigiani d'alta gamma in giro per il mondo. E formazione quindi con gli ITS Academy e con il discorso delle università, abbiamo incontrato i coordinatori di tutti i professori universitari di moda e design, stiamo facendo un gran bel lavoro, quindi una proposta di legge, c'è questo affare assegnato che darà una risoluzione che avremmo dovuto votare ieri, votiamo martedì prossimo, ed è una gran soddisfazione anche per la Lega, perché dovremmo avere la firma all'unanimità di tutti i partiti politici, e perché poi l'artigianato d'alta gamma non è della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, del PD e dei 5 Stelle, l'artigianato d'alta gamma è una cosa che deve renderci orgogliosi, e dobbiamo fare tutti la nostra parte perché possa continuare
a cominciare dal riconoscimento del valore di chi fa questi lavori, perché spesso e volentieri, ripeto, l'abbiamo dequalificati e squalificati. Ecco, tu hai detto una cosa molto importante che ti posso confermare anche sulla mia personale esperienza. Da giovane ho fatto l'operaio, non era artigianato, ma voglio dire questo, tu hai detto una cosa che va trasmessa, è molto, da far conoscere. Tu soprattutto quando lavori nell'artigianato ancora di più di qualità, tu anche se sei un, tra virgolette, semplice operaio, hai la soddisfazione del lavoro finito, e quando il lavoro è riuscito e per riuscirvici tu hai impiegato fatica, hai dovuto imparare, hai dovuto fare la gavetta. Quando hai, chiedo scusa se metto un po' di enfasi, ma ci credo molto in questo, quando hai il prodotto finito lì davanti, è una bella sensazione. Io non amavo, te lo confesso, infatti poi sono diventato giornalista, che è un bel modo per, per non lavorare. Quando ero operaio non amavo lavorare in fabbrica, ma noi facevamo anche delle canne da pesca sportiva. C'era la Rubisien 2 che costava 1.800.000 lire, cioè praticamente il doppio del mio stipendio, e qua era lunga 8 metri, credo. E quando il capo la schioccava in mezzo al capannone, c'era il cimino finale che faceva proprio scloc e tu sentivi il rumore, era un piacere che comunque rappresenta davvero uno stimolo per avere soddisfazione, per evitare le frustrazioni. E per questo è molto importante quello che stai facendo. E voglio anche ricordare l'ultima cosa: tu dicevi che c'è anche un'opportunità, no, dalla normativa europea, cioè il fatto che anche per i prodotti non più alimentari, anche per gli altri prodotti artigianali, esatto, bisogna indicare l'origine. Allora sì, perché nel 2023 l'Europa tanto male ha fatto, voglio dire, al tessuto produttivo italiano e non solo, e ne pagheremo le conseguenze. Quindi automotive, una cosa buona che è stata fatta è sicuramente l'indicazione geografica territoriale, il famoso IGT che esiste per i prodotti agroalimentari, varrà anche per l'artigianato d'alta gamma. E quindi si può fare il gioiello di Vicenza IGT, la pescheria di Murano IGT, la fattoria napoletana IGT, le pelletterie toscane IGT, un disciplinare, e andiamo a contrastare finalmente l'Italian Sounding che vale oltre 100 miliardi in termini di perdite per il nostro paese, perché quando ci sarà un disciplinare, quando deve essere fatto solo in quei comuni, in quelle province, in quel determinato modo, utilizzando quei determinati prodotti, finalmente andremo a garantire sicuramente quell'unicità, perché condivido quello che dicevi, il lavoro artigianale è rispetto al lavoro industriale, e non lo dico per dequalificare l'industria, ci mancherebbe, ma è l'unicità perché ogni pezzo è un pezzo singolo, perché è fatto con le mani, e quindi quando si va a fare, dico per dire, il borsellino in Toscana di pelle, ogni borsellino è un unicum, e anche il difetto ne fa aumentare il valore. I vecchi sarti napoletani dicevano: se vuoi una giacca perfetta non la devi fare su misura, perché ogni pezzo racconta, è un unicum, e racconta l'esclusività del fatto che sia singolo, e noi questo siamo come paese, e lo siamo dalla Sicilia al Friuli. Dobbiamo mettere in rete queste persone, dobbiamo far venire ai nostri figli la voglia, perché invece che di andare, tutti i genitori oggi hanno il sogno di mandarli a lavorare nelle multinazionali, ma noi siamo l'Italia, ma sono le multinazionali che devono venire a comprare in Italia, sono loro che, ma ci riconoscono questo, ripeto, e chiudo da dove sono partito: made in nel mondo hanno senso solo se la terza parola è Italia. Assolutamente, anche perché l'Italia sotto questo punto di vista è inimitabile, perché c'è proprio un'eredità, una tradizione, una storia plurisecolare dell'artigianato, diffusa in tutta Italia come credo in nessun altro paese. C'è proprio, e solo l'essere umano poi sa trasmettere all'altro il piacere, poi di il cosa significhi il prodotto finito, la qualità, che in qualche modo attesta la tua bravura, quindi è gratificante.
non voglio mostrare troppo entusiasmo, ma siccome questo l'ho vissuto anche, diciamo, in prima persona, personalmente, so quanto sia importante, perché in altri ambiti questo non succede. Anche ambiti magari di lavori più comodi, però non ce l'hai poi quella sensazione che hai quando vedi la Mi cravatta. permetto di Pensa aggiungere, sì, infatti. una giacca che indossata, che vedi che cade, come veramente. Io non sono un sarto, ma immagino cosa significhi per chi ha lavorato, ha cucito, ha tagliato, ha fatto di tutto perché quella giacca fosse fatta nella maniera migliore possibile. E aggiungo una cosa, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, prospetticamente, tanti lavori impiegatizi saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. Qual è la cosa che l'intelligenza artificiale potrà sostituire? È quell'unicità del lavoro fatto con le mani. Quindi Sì. anche guardando al futuro, non solo guardando al passato, perché l'intelligenza artificiale mi può sostituire il lavoro che faccio al computer per la ricerca che devo fare, piuttosto per il discorso che devo scrivere, piuttosto che per una serie di cose. Ma l'intelligenza artificiale non potrà stare mai con l'ago, con il cotone, con un temperino a tagliare un pezzo di pelle, a creare un gioiello, che ogni gioiello, ogni anello è un unicum perché è diverso rispetto all'altro. E quindi a qualcuno può sembrare una battaglia che guarda al passato, assolutamente no. Guarda al passato pensando al futuro, perché poi, voglio dire, ci sono anche delle esperienze, per esempio, lo dicevo l'altra volta, c'è un esempio a Montreal che hanno aperto 3 strade, e questa è anche un'altra cosa che vorrei fare in Italia, 3 strade per lo shopping, che hanno negozi che hanno sede solo lì. Perché se noi giriamo per le grandi città nel mondo, ormai sono tutti marchi che hanno più negozi in tutto il mondo, e alla fine camminare sulla Quinta Strada a New York, piuttosto che a Rio de Rivoli a Parigi, piuttosto che a Londra, piuttosto che a Via Monte Napoleone a Milano, iniziamo a vedere quasi sempre dovunque le stesse cose. Ritornare a creare delle cose, perché poi questo genera turismo. Perché se a Magnago noi diamo una mano a chi fa i coltelli a Magnago, il giapponese verrà a Magnago, deve poterli comprare su Amazon. E infatti una cosa che ho dimenticato nell'affare assegnato, nell'indagine conoscitiva, ho chiamato anche Amazon e ho detto: scusami, tu in che modo puoi dare una mano all'artigianato d'alta gamma? Ed è nato un bel tavolo con Amazon, perché voglio dire, non so quanto fatturino le vetrerie di Murano o i presepi di San Gregorio Armeno a Napoli, e quanto vendano sulle piattaforme digitali. Le piattaforme esistono e noi non possiamo fermare il progresso, lo possiamo prevenire in taluni casi, gestire è un dovere da parte della politica. Allora, se esistono queste piattaforme digitali ed esistono tante eccellenze italiane, ripeto, troppo orientate al prodotto, che il mondo apprezza e che questi artigiani non hanno le competenze per portarle in tutto il mondo, secondo me il compito della politica, di una buona politica, lo dico senza voler sembrare presuntuoso, è quello di portare questi simboli dell'Italia nel mondo, perché poi significa fare più fatturato, significa fare più PIL, e significa soprattutto non mettere i nostri ragazzi su degli aerei per andare a lavorare a Kuala Lumpur piuttosto che a Sydney, piuttosto che altre parti. Lo possono fare per scelta, ma non perché non c'è il futuro nel nostro paese. Certo, e chiudo dicendo che la bellezza fa più bella la vita, la bellezza è fondamentale, migliora la vita, e l'altro artigianato è bellezza, eleganza, quello che volete, ma sempre suoni positivi. Così come è stato molto positivo anche è molto positivo quello che sta facendo il senatore Gianluca Cantalamessa. Io gli sono personalmente anche grato di questo, perché è un argomento nel quale, avete capito, sono sensibile, e naturalmente congratulazioni a lui per tutto il suo lavoro, e grazie naturalmente per essere stato ai microfoni di Radio Libertà. A risentirci presto, senatore. Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie. Qui Parlamento.
Allora, stavo raccontando a Lorenzo il Magnifico. Bjork divenne celebre prima negli anni 80, un gruppo che si chiamava credo gli Ice Cube, poi divenne come solista celebre negli anni 90. Pensa Lorenzo che in Islanda le hanno regalato, il governo le ha regalato un'isola per il lustro che lei ha portato. E lei sai cosa ha fatto? Ha detto di no perché non le sembrava giusto nei confronti dei contribuenti islandesi. Hai capito perché mi piace? Cioè, oltre a due occhi meravigliosi, insomma, mi piace tutto di Bjork. E andiamo ai sondaggiati, perché, o le proiezioni demoscopiche. Vuoi mettere? Cosa preferite? Cosa preferisci? I sondaggiati o le proiezioni demoscopiche? Istituto XE realizzato e vediamo, non è scritto il acquirente, sempre XE. Abbiamo i partiti, Fratelli d'Italia 27,2, il PD 22,7, i 5 Stelle 11,7, Forza Italia 10,6, Lega 8,9, Verdi Sinistra 7,1. Fiducia nell'Unione Europea, molta, abbastanza 54, 46 poca e nessuna. Fiducia in Mattarella 72, molta, abbastanza 28 poca nessuna. Fiducia nel governo Meloni 39, molta, abbastanza 61 poca nessuna. Nelle forze politiche di opposizione 24 molta poca fiducia, 76 poca nessuna fiducia. Allora, fiducia abbastanza fiducia nei personaggi: Draghi 54, Meloni 41, Tajani 37, Schlein 29, Conte 26, Salvini 21. Chiudiamo, abbiamo un minuto, abbiamo adesso dei dati Istat, quindi questi sono... Allora, vittime di omicidio: nel 2023 si sono verificati 334 omicidi, più 3,7 rispetto al 2022, 117 donne e 217 uomini. L'aumento ha riguardato soltanto le vittime di sesso maschile, più 10,7% rispetto al 2022, mentre le donne uccise sono diminuite, meno 7,1%. Quindi il femminicidio... se mi togli la condivisione, Lorenzo, scusami, se mi togli la condivisione, grazie. Ecco, dicevo che viene smentito un po' una certa narrazione sui femminicidi. La percezione della sicurezza: aumenta la quota di cittadini molto abbastanza sicuri quando escono a piedi nel buio delle proprie città, dal 60,2% al 76%. Quindi i più insicuri sono donne e anziane. Il 19,8% delle persone cerca di evitare stazioni e luoghi che ritengono a rischio. Molto abbastanza. Qui sembrerebbe quindi aumentare la sensazione di sicurezza. Anche questo è un dato abbastanza controtendenza rispetto a quello che si narra. E poi abbiamo l'indice della produzione nelle costruzioni, è aumentato a settembre 2024 del 2,2% rispetto ad agosto e dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Nella media dei primi 9 mesi del 2024 l'indice aumenta del 6,4%, mentre l'indice grezzo del 7,3%. 14,31 intervallo, e poi andiamo a parlare di sussidiarietà e regionalismo asimmetrico. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi due consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive
e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Dunque, come vi dicevo, sul tema dell'autonomia c'è un confronto muscolare tra partiti, poi anche tra senso di Stato unitario e regionalismo, e questo comporta dei danni. Poi c'è stata la sentenza della Consulta, 7 punti dell'autonomia differenziata, che io preferirei chiamare regionalismo asimmetrico, sono stati cassati, ma l'articolo 116.3 della Costituzione è rimasto intonso. Sarei rimasto stupito se la Consulta avesse messo in discussione quell'articolo. Ma proprio da lì è proprio quello che può essere un buon inizio, perché, come ci hanno spiegato il professor Fabio Angelini e Flavio Felice in un bel articolo, in un prezioso articolo del giornale dei giorni scorsi, si può, diciamo, inserire finalmente quello che è un tema fondamentale quando si parla di autonomia, di federalismo, il principio della sussidiarietà. Non sono passate le immagini, avevo davanti l'immagine anche di Don Sturzo. È un principio che è fondamentale, perché ti dà adesso io mi spiego con parole mie, per fortuna abbiamo il professor Angelini e gli do subito la parola, perché ti dà le coordinate per muoverti, la sussidiarietà. Quando la Lega passò dal secessionismo al federalismo fino agli anni 90, nelle sedi della Lega si parlava molto di questo principio, un po', quindi ho confidenza e so quanto sia determinante, perché non ti lascia spazi indeterminati come magari può esserci in un processo legislativo, ti dà proprio delle indicazioni precise, è come avere il satellitare per una riforma importante come l'autonomia o il federalismo. Fabio Angelini, allora, abbiamo al nostro telefono, professore ordinario di diritto amministrativo, leggiamo anche i suoi articoli sul giornale. Intanto, professore, la ringrazio molto per aver accettato il nostro invito e la ringrazio per essere qui al nostro telefono, e benvenuto a Radio Libertà, naturalmente. Buongiorno, grazie a lei, grazie per l'invito. Allora, io ho introdotto con parole mie, come suol dirsi. Allora, a lei la parola per spiegare il contributo necessario che viene dal principio della sussidiarietà, se si vuole stabilire un'autonomia che funzioni. Prego. Ma allora, diciamo questo, che come ha giustamente rilevato, il principio di sussidiarietà peraltro è stato introdotto in modo espresso dal legislatore costituente con la riforma del titolo quinto, che peraltro, ricordo ai radioascoltatori, non essere neanche una riforma approvata da questa maggioranza, proprio a conferma di come il principio di sussidiarietà fosse da un lato un principio immanente nell'ordinamento della nostra forma di Stato, e che addirittura anche da chi oggi osteggia l'autonomia differenziata fosse invece stato ritenuto un principio guida, al punto tale da inserirlo nella riforma del titolo quinto, laddove all'articolo 118 della Costituzione proprio la sussidiarietà insieme all'adeguatezza e alla differenziazione rappresentano i 3 criteri
per l'allocazione delle cosiddette funzioni amministrative, cioè sostanzialmente sono i criteri guida che il legislatore deve attuare nelle scelte di individuazione del livello di governo più adatto a esercitare una determinata funzione amministrativa, sia questa l'esercizio di un potere autorizzatorio piuttosto che l'erogazione di una prestazione in ambito sanitario, piuttosto che in ambito sociale o in altri ambiti come possono essere tutto il panorama amplissimo del nostro sistema di welfare. Quindi tutto questo per dire, ovviamente noi non abbiamo ancora la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge 86 del 2024, quindi sulla autonomia differenziata. Tuttavia è estremamente significativo, e io personalmente ne ho dato una lettura positiva, questo richiamo che la Corte fa alla sussidiarietà è giusto e opportuno nella misura in cui da un lato la Corte Costituzionale afferma in modo molto evidente come non è fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge Calderoni. Quindi l'autonomia differenziata, che peraltro è una norma di attuazione di una previsione, cioè l'articolo 116 della Costituzione, terzo comma, che non a caso è stato introdotto proprio in sede di riforma del titolo quinto, deve essere considerata assolutamente inquadrabile nell'ambito della nostra forma di Stato e quindi del nostro ordinamento costituzionale. E quindi questo smonta di fatto tante contestazioni ideologiche che sono state mosse anche da parte delle regioni che hanno proposto questi ricorsi nei confronti dell'autonomia differenziata. Dall'altro però, richiamando alla sussidiarietà, ha sostanzialmente ribadito come l'autonomia differenziata, se da un lato non è estranea al nostro disegno costituzionale, dall'altro può e deve essere attuata pur sempre nel rispetto di quel principio appunto di sussidiarietà che vuole sostanzialmente che l'organizzazione dello Stato, delle regioni e quindi l'allocazione tanto delle funzioni legislative quanto di quelle amministrative sia orientato non rispetto a esigenze di riparto del potere politico, ma alla garanzia dell'unità dello Stato italiano, quindi di tutto l'ordinamento, ma soprattutto al rispetto dei diritti fondamentali della persona, che poi rappresenta il vero elemento di fondo che deve animare l'intervento pubblico in tutti questi ambiti, cioè garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona, ed è in funzione di questo che si deve organizzare lo Stato e l'allocazione delle funzioni e non il contrario. Uno dei motivi del contendere mi sembra anche sia parto più indietro. Don Sturzo già nel 48 a fresca Costituzione diceva che le regioni sono un fatto geografico, etnografico, economico e storico che nessuno potrà mai negare. Mi è sembrato, professore, volevo condividere questa mia impressione, che purtroppo sia nato il conflitto nord-sud e non una piattaforma comune tra le regioni con le loro diverse peculiarità, la loro diversa economia, le loro diverse caratteristiche. Il conflitto sempre le regioni ricche del nord e le regioni povere del sud, i ricchi vogliono andarsene via, eccetera, eccetera. È chiaro che lì sarà difficile, no, trovare un punto d'incontro, perché poi le persone cominciano a spaventarsi, eccetera, mentre invece la sussidiarietà sarebbe può essere quel principio che permette a tutte e 20 le regioni di avere il proprio diritto di tribuna, diciamo, e quindi concordare una riforma che nel momento in cui sia massimamente condivisa è più probabile sia efficace. Non vorrei essere un po' magari troppo, come dire, l'ho messa come se fosse un po' una cosa molto l'ho messa come se fosse semplice e purtroppo non lo è, ma è quello l'obiettivo che bisognerebbe
no? Credo stabilire. Ma infatti probabilmente il punto su cui bisogna lavorare nell'ottica di proporre quegli interventi che saranno necessari per garantire un riorientamento nel solco di questa pronuncia della Corte Costituzionale, è proprio quella di invertire i termini del problema. Molto spesso l'autonomia differenziata è stata presentata e quindi interpretata anche dall'opinione pubblica come una semplice contrapposizione nord e sud, cioè tra le regioni che ce la fanno, tra le regioni ricche e le regioni povere. Ora, in realtà, e qui il richiamo a Sturzo ritengo sia molto pertinente, Sturzo diceva che appunto la differenziazione regionale, l'esistenza delle regioni, delle loro identità, rappresenta un fatto storico, geografico e possiamo dire fa parte del DNA del nostro paese, quindi è qualcosa di ineliminabile sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista politico. Ora la grande sfida, e qui c'è un lavoro anche sul piano culturale della cultura politica che deve accompagnare un processo di riforma così complesso, e far sì che queste singole identità delle singole regioni possano convivere in una logica cooperativa, non per avvantaggiare qualcuno a dispetto di altri, ma per restituire a questo Paese la possibilità di riorientarsi, di riorganizzarsi, partendo non dalle esigenze di mettere bandierine su alcune bandiere e alcune posizioni politiche, ma appunto ripartendo da quelli che sono i diritti e da quelle che sono le funzioni che devono essere garantite a livello territoriale. Il principio di sussidiarietà ha una sua flessibilità che fa sì che sia possibile attribuire la funzione in base a quel livello di governo che è maggiormente in grado di assicurare la soddisfazione dei bisogni dei cittadini. E allora non ha senso, se una regione è in grado di svolgere in modo efficiente una funzione, lasciarla in capo allo Stato, se questa diventa una scelta che porta a delle inefficienze. Noi dobbiamo riorientare tutta la discussione su una distribuzione delle funzioni amministrative, quindi anche legislative, in funzione dell'efficacia del livello di governo rispetto all'ottimizzazione dei livelli di assistenza e di prestazione dei diritti sociali, e non il contrario. Purtroppo molto spesso il nostro apparato di welfare è stato strutturato sulla base di logiche di consenso e non sulla base di ragionamenti di efficienza e di appropriatezza rispetto ai livelli di assistenza e di diritti che devono essere garantiti ai cittadini. L'autonomia da questo punto di vista è la grande occasione per riportare e invertire i termini del problema. Allora, una domanda legata a quanto successo venerdì scorso. Secondo lei, allora, la sentenza della consulta cosa può produrre? Nell'articolo suo del professor Felice c'è l'auspicio che ci sia l'opportunità, partendo dall'articolo 116.3. Realisticamente, professore, cosa potrà accadere? Perché vedo tra le reciproche accuse, allora, chi ha chiesto, chi ha fatto ricorso alla consulta, le 5 regioni cantano vittoria, le opposizioni cantano vittoria. Da parte questa Radio Libertà, insomma, siamo della Lega, però vedo la Lega un po' ha detto va bene, ha cercato un po', come dire, di fare come se non fosse successo nulla, forte del fatto che l'articolo 116,3 resta. Ecco, voglio chiederle, professore, davvero non è successo nulla? Allora, qualcosa è evidentemente successo, però io credo che sia l'occasione per migliorare questa legge e soprattutto, a proposito di veri, vincitori di questa disputa, purtroppo sulle spalle del nostro ordinamento costituzionale, io credo sia il Parlamento. Quindi non sono né gli oppositori dell'autonomia differenziata
nei promotori dell'autonomia differenziata. Qui il vero soggetto a cui viene restituita centralità è il Parlamento. Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi nell'ottica di riorientare, di tener conto di quelli che sono i rilievi mossi dalla consulta, che poi riguardano principalmente il coinvolgimento del Parlamento rispetto ai processi di attuazione dell'autonomia differenziata e rispetto alle modalità di definizione e di aggiornamento dei cosiddetti LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni, e quindi della attribuzione, no, delle aliquote per la compartecipazione alla spesa connessa all'erogazione di queste prestazioni. Quindi quello che succederà dipenderà innanzitutto da un accordo di maggioranza. Sapete bene che sono in discussione diversi interventi di riforma. Si parla del premierato, la riforma della Corte dei Conti, si parla della separazione delle carriere della magistratura, eccetera. È evidente che molto dipenderà dall'ordine con cui si tratteranno e quindi tornerà in Parlamento l'autonomia differenziata. Quindi questa è una variabile non indifferente. Sul fatto che l'autonomia differenziata debba a questo punto tornare in Parlamento, direi che è un fatto necessario, perché gli interventi sono, almeno poi non abbiamo ancora letto la sentenza, lo faremo quando sarà depositata, però tutto quello che leggiamo dal comunicato lascia intendere che alcuni elementi, alcuni snodi centrali della legge sono stati oggetto di una, quantomeno un'interpretazione conforme, e quindi devono essere rivisti, in altri casi addirittura dichiarati incostituzionali e quindi dovranno essere mutati. Però, ripeto, questo Parlamento ha la maggioranza per portare avanti una riforma di questo tipo. Io penso che nell'ambito della maggioranza ci sia una genuina volontà di portare avanti nel solco della sussidiarietà questa riforma, e credo che si potrebbe anche provare, almeno questo è l'auspicio per quanto molto difficile, a trovare una convergenza sulle opposizioni lavorando su temi concreti. Quindi bisogna uscire dalla ideologizzazione del tema, uscire dalla trappola di considerare questa battaglia la battaglia di un singolo partito, ma farla diventare una vera e propria scommessa per riformare in modo positivo il Paese. Non contrapposizione nord e sud, ma appunto possibilità e opportunità per ridefinire il senso della sussidiarietà verticale e orizzontale il nostro Paese. Un'ultima domanda, professore, le chiedo. Io ho letto la sentenza, ho letto le reazioni e francamente, anche se sono di parte, mi sono domandato, non si poteva evitare? Cioè, per esempio, stabilire i punti, i 23 punti, anche, o i LEP anche per DPCM, per legge di bilancio, bypassare in quel modo il Parlamento. Io avevo letto, non essendo un addetto ai lavori, l'avevo letta solo una volta, non mi ero accorto di questi aspetti, però visti i rilievi, poi pensando eccetera, mi sono domandato, non si poteva evitare di andare incontro a queste obiezioni della consulta, perché per esempio bypassare il Parlamento come questa legge, nessuno ha contestato le osservazioni della consulta, nessuno ha gridato allo scandalo da parte, diciamo, nostra, tra virgolette, e quindi le domando da tecnico, si poteva evitare? E se si poteva evitare, cosa significa? Che c'è stato forse anche un tentativo, anche legittimo, perché chi lo ha fatto è stato legittimamente eletto, di forzare un po' la mano? Allora, è difficile rispondere, probabilmente ci sono dei ragionamenti di natura politica che hanno portato in una determinata direzione, anche rispetto a una volontà di centralizzare il processo di attuazione dell'autonomia differenziata, spostando un po' troppo il pendolo sul fronte dell'esecutivo. A dire il vero, però, è vero anche che la definizione di quelli che in sanità sono i LEA, ma che non sono altro che i LEP nel mondo della sanità, ormai dal 1990
98 si fanno sulla base dal 2001 si fanno sulla base di un DPCM, quindi diciamo si è andati probabilmente in continuità. Io personalmente ho scritto diversi anni fa un articolo proprio per contestare la possibilità di prevedere i LEA in ambito sanitario con DPCM piuttosto che per legge. Questo a conferma del fatto che si tratta di una questione nota, ma che era frutto di una prassi consolidata. Quindi da un lato prassi consolidate, dall'altro un disegno politico molto concentrato sull'esecutivo rispetto alla fase di attuazione poi delle intese, quindi del momento di concretizzazione dell'attribuzione delle funzioni. Questo probabilmente ha pesato. Ripeto, la fretta a volte è nemica del bene, però questa opportunità davvero per far diventare questa una battaglia politica non di un singolo partito ma del paese intero, perché ripeto, qui non si tratta di mettere in contrapposizione nord e sud, ma si tratta di lavorare per un regionalismo cooperativo ispirato alla sussidiarietà orizzontale e verticale. Anche perché, chiudo, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio, mi sembra che il sistema statuale italiano cominci a essere un po' logoro, e quindi una rinfrescata, anche se non è un termine bello, un termine tecnico, però un'evoluzione, per meglio dire, forse anche per come sono cambiati. C'è un tema di sovrapposizione e stratificazione, no? Di competenze, di funzioni, su cui bisogna mettere mani. Bisogna dare atto alla Lega di aver per prima nel nostro paese avviato un dibattito proprio su questi temi. Io credo che bisognerebbe continuare su questi temi, perché il nostro paese ha bisogno di una modernizzazione, perché nel frattempo siamo entrati a far parte di un sistema istituzionale internazionale oltre che europeo, rispetto al quale abbiamo necessità di rivedere alcuni meccanismi fondamentali delle nostre dinamiche istituzionali. Il fatto che peraltro non vada a votare così tanta gente e le percentuali di astensionismo così elevate credo che impongano una riflessione rispetto alla necessità di ammodernare le istituzioni e anche la politica. Su questo credo che ci sia bisogno di battaglie di questo tipo. Benissimo, allora noi siamo arrivati al termine, purtroppo, per fortuna, perché vuol dire che sono state dette molte cose interessanti. Il tempo è volato, grazie al professor Fabio Angelini, professore ordinario di diritto amministrativo. La ringrazio e risentirci a presto. Risentirci, grazie. Allora, eccolo. Guarda se non è qua. Sì, beh, posso dirlo. No, perché prima sono scappato, stavo parlando di altro un attimo, delle comunicazioni e avevo aperto il microfono. Invece qui lo tengo aperto. Guarda, mi ricordavo bene, sono uno che ho anche, insomma, e questo è il quadro bandito all'asta venduto, aggiudicato per 120 milioni, il quadro di L'Impero delle Luci, col titolo non me lo ricordavo. Guarda se non è come te l'ho descritto: il lampione notturno e il cielo diurno. E Magritte, come dicevo prima con Cantare la Messa, anche l'arte è alto artigianato, anche l'arte è nel comparto, è anche la matrice della parola. Guarda se un quadro così non può davvero rasserenarti o colpirti o entrarti dentro. Noi siamo entrati e adesso usciamo. Noi siamo Radio Libertà, oltre la pagina. Lorenzo il Magnifico, sulla tolla di comando e regia tecnica. Buon proseguimento e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi questa emittente. Miau.